Senti che abbiamo al telefono! Pronto? Lo sceriffo Gentilini, buonasera! Buonasera a tutti, ciao, ciao. Come sta, vice sindaco? Tutto bene, voi lassù come state? Bene, bene, dai, grazie. Sempre sulla bocca di tutti, sempre contro tutti, sceriffo? Sì, così dicono. Ma anche i suoi amici della Lega ultimamente non parlano benissimo di lei, però, eh? No, invidia, ragazzi. Il suo amico Gobbo? Sì. Attenzione, eh? Diciamo che non ha la mia carriera politica. Invidia un pochettino, ma andiamo pienamente d'accordo. Dice, vabbè. Vabbè, che novità ci porta, sceriffo? Niente, adesso mi sto riportando a galla con il problema delle prostitute, della prostituzione qui a Treviso. Sì. Sì. Bella cosa, dai. Sì, io voglio la riapertura delle case chiuse. Magari. Sì. Perché sono un pochino stanco di vedere le puttane extracomunitarie sulla grande strada napoleonica. Le prostitute, lo serviva a dire extracomunitarie, puttane. Scusate l'ignoranza, tu sai qual è la strada napoleonica? Beh, la Pontebana, no? Certo, la Pontebana, solo puttane padane. Ma no, mi scusi. Sì. Però non è male questa idea, eh? Potrebbe essere. Quindi vestite di verde? Certo, di verde Lega. Dentro le case chiuse? Dentro le case chiuse nella strada napoleonica del grande Napoleone. Vede, lei sì che apprezza allora il vecchio caro condottiero transalpino, eh? Come transalpino? È di là Piave lui? No. Napoleone era francese. Francese, si sa. No. Suo nonno, Beppi Bonaparte, detto Beppi Bona, lei è di Parè di Conegliano lui? No, non credo che sia di Conegliano, Napoleone. Su che libro è scritta sta cosa qua, scusi? Sui documenti, sugli atti di Conegliano, del comune di Conegliano. Cioè, Napoleone di Conegliano? Suo nonno, sì. È stato uno dei primi emigranti in Francia. Siamo Sì. sicuri. Ne è sicuro? Certo. Ha portato una vite di prosecco in Francia e ha fatto lo champagne. Ha tu capito? Quindi lo champagne è di Raza Piave. Vedi? Lei vuole dire che il prosecco nostro corrisponde allo champagne francese? Diciamo che il nostro prosecco è il padre dello champagne francese. Ci può stare come idea, ci può stare. Allora... Ci stiamo battendo in Europa per avere la scritta di Treviso sulle etichette di champagne. Non sarà mai così, lo sa, no? Giusto? Questo lo pensate voi. Volere è potere. Lei sa la storia del nonno di Napoleone? Sì. Beppi Bonaparte pensa che è stato il primo sindaco di Conegliano con la Lega Nord nel 1768. Ma la Lega Nord è nata negli anni 80, 90, 1900. No, neanche. È uno dei primi partiti che c'è stato anche prima dell'unificazione. Vice sindaco, adesso non vogliamo intrattenerla oltre, però ci promette che nei prossimi giorni ci parla anche delle prossime elezioni, che dice? Certo, sa che io sono molto attivo come programmi elettorali. Si candida, vice sindaco? Sì, mi candido io. E questa è una novità assoluta, vedi? Non ci risultava, nessuno risulta. Certo, è una sorpresa per tutti. Allora, nei prossimi giorni ci dirà qual è il suo programma elettorale. Sì, va bene ragazzi, va bene, sì. Grazie, vice sindaco. Ciao. Sono già pentito di avergli chiesto quale sarà il prossimo programma elettorale. Il nonno di Napoleone, Beppi Bonaparte, era di Conegliano. No, una cazzata, non è vero.